Mandare immigrati in contesti nei quali non c'è l'amministratore eletto dal popolo vuol dire fare una roba a ciclo chiuso, no? Cioè decidi e fai. No all'invio di profughi nei comuni retti da un commissario prefettizio, Resana nel Trevigiano e Abano nel Padovano. Il presidente del Veneto Luca Zaia la definisce una furbata ormai smascherata. Ad inizio agosto la richiesta della prefettura al comune di Resana di concedere in comodato un'area comunale in via Cazzanè per allestire una tendopoli dove accogliere i richiedenti asilo. Ora il timore che la medesima istanza venga avanzata al commissario di Abano, con l'aggravante, dice Zaia, che si tratta di una località turistica. Io non ce l'ho con i prefetti, ce l'ho con il governo che per il tramite dei prefetti legittima scelte come queste. Se fossero confermate le scelte della tendopoli, se è vero fino in fondo, su Resana piuttosto che su Abano, siamo davanti a due comuni che sono commissariati. Io direi che forse la regola migliore è quella di non interessare i comuni commissariati da invii, visto e considerato che lì non c'è nessuno che può difendere le istanze dei cittadini se non un commissario prefettizio che, essendo stipendato dal Ministero degli Interni che invia gli immigrati, di certo non fa gli interessi dei cittadini. Ad Abano potrebbero essere impiegate ex caserme o strutture alberghiere dismesse. Il commissario fa sapere che al momento richieste ufficiali non ce ne sono, ma non esclude che possano arrivare in futuro. L'ultimo dei tanti sfregi inflitti dal governo alle comunità locali, rincara Zaia, ma la regione cosa potrebbe fare per evitarlo? Dal punto di vista formale nulla, perché non abbiamo alcuna competenza, lo dico a tutti quei premi Nobel che pensano che ci sia la bacchetta magica. Dal punto di vista politico la totale piena opposizione. Che invito farebbe ai cittadini? Ma innanzitutto di non mettersi nei guai e di non fare cose che non siano fuori legge, ma tutto quello che rientra nella legalità, nel manifestare il proprio dissenso, penso che non sia, che in un paese libero si possa ancora fare.